La deposizione della corona d'alloro in ricordo dei caduti del mare e la lettura della preghiera del marinaio sono stati certamente i momenti più emozionanti della festa della Marina Militare celebrata questa mattina a Porto Empedocle. I reduci e i combattenti dell'AMNI, Associazione Nazionale Marinai d'Italia, e con loro le nuove leve dei militari della Capitaneria di Porto Empedocle, insieme per confermare la presenza della Marina Militare Italiana, sempre in prima fila anche e soprattutto in tempo di pace. La sobria cerimonia ha visto la presenza di molti cittadini che hanno voluto rendere il doveroso omaggio a una delle istituzioni militari più amate e affascinanti, qual è la Marina Militare. Un picchetto armato ha reso gli onori militari alle diverse autorità intervenute. A fare gli onori di casa il comandante della Capitaneria di Porto, capitano di fregata Filippo Parisi. Le divise bianche della Marina Militare e della Capitaneria di Porto per ricordare questo importante giorno, la festa della Marina Militare. Sì, è un importante giorno, come dicevo, perché ricordiamo l'impresa, la gloriosa impresa di Luigi Rizzo, figlio di questa terra, io era milazzese. E io per tanti anni come vicecomandante di Milazzo ho festeggiato questa ricorrenza in quella terra. Ricordiamo appunto il sacrificio, l'ardimento, l'ardore, il senso del dovere, tutti i valori che devono sempre essere presenti in tutti gli uomini della Marina, del Corpo delle Capitanerie, per consentirci di portare fino in fondo e raggiungere gli obiettivi che sono appunto il nostro compito fondamentale. La cerimonia è iniziata con il raggruppamento dei partecipanti nel piazzale Marinai d'Italia, quindi l'ingresso delle autorità, l'alzabandiera e la benedizione della corona da parte di Don Leo, arciprete di Porto Empedocle, e la sua deposizione ai piedi del monumento ai caduti del mare. Ai militari e agli intervenuti è arrivato il messaggio di saluto del Ministro della Difesa e del Capo di Stato Maggiore della Marina. Ma io uscendo un minimo dal fatto della cerimonia, devo dire che stamattina quando ho visto schierato tutte gli appartenenti alla Marina, alla Guardia Costiera, alla Capitaneria di Porto, in queste divise bianche, con lo sfondo del mare, mi è venuta l'immagine onestamente della Scala dei Turchi, cioè il bianco che si rispecchia nel mare, e il pensiero è stato: è una cosa bella, così come in qualche modo la bellezza della terra è al servizio dell'uomo e l'uomo deve valorizzare rispettare e valorizzare questa bellezza. Allo stesso modo la Guardia Costiera, la Capitaneria di Porto, ed è stato detto nei messaggi che sono pervenuti, è al servizio della comunità, dei valori fondanti della nostra comunità, della nostra civiltà, e dobbiamo riconoscerci in questi valori per il servizio che queste divise bianche rendono alla comunità, e poi queste stesse divise bianche in realtà ci danno sentimenti di sicurezza da un lato e accoglienza attraverso il loro servizio, al di là dei servizi di assistenza e soccorso in mare che sono assolutamente noti. Una cerimonia molto sobria ma molto bella, molto sentita e anche partecipata, con questa presenza dell'Associazione Nazionale dei Marinai d'Italia che dà sempre questo senso della continuità nei valori, nella tradizione, continuità nel futuro dei servizi di questo importante corpo.